queste due presentazioni che mi pare che abbiano messo benissimo in evidenza tutti gli aspetti del libro. Adesso sentiamo una parte della seconda, cioè degli ultimi scritti, quelli contenuti nell'appendice, sempre da Massimo Somalini. Ho bisogno di vederci però, scusate. Dai Nuovo Friuli, numero 35, 21 dicembre 2007, Moleskine, Guerra mondiale. Scriveva il dottor Samuel Johnson in luogo e data non sospetti, Inghilterra del XVIII secolo, il patriottismo è l'ultimo rifugio dei bricconi. Non c'è posto in cui vada, locandina e striscione in cui mi imbatta, giornale locale che sfogli in cui non appaia micidiale, metodico, persistente il soggetto Prima Guerra Mondiale. Là un ministro, oggi si chiama della difesa, va a visitare un altro ministro della difesa. Di qua un cappellano militare austriaco si trova con un cappellano militare italiano e, suppongo, visto il nuovo assetto della Slovenia che non è più atea e comunista, con un cappellano militare sloveno, tutti intenti a benedire quei caduti che 70 anni fa i loro predecessori benedivano perché andassero a sgozzare gli avversari. Più in là riattano le vecchie trincee ad uso turistico, rimettono a posto fili spinati e tutti stampano libri di memorie, cartine, e in novembre è un via vai di cappelli militari e patacche nei cimiteri che la fantasia dei vincitori e dei vinti fece a gara per costruire alacremente, visto lo spaventoso numero di ossa che gruppi dirigenti militari stupidi e ottusi si erano premurati di fornire alle cerimonie della patria. Per ironia linguistica, gli sciovinisti italiani vanno al grande sacrario di Re di Puglia, che sarebbe toponimo sloveno, come l'italianissima Gorizia. Re di Puglia, dallo sloveno sredi, in mezzo, e polie, campo. Scrive lo storico israeliano Idit Zertal all'inizio di un bel libro, Israele e la Shoah, la nazione e il culto della tragedia, in Audi, dove si incontrano memoria e identità nazionale c'è una tomba, giace la morte. I campi di sterminio dei conflitti etnici e nazionali, le tombe dei caduti sono i muri maestri delle nazioni moderne, su cui poggia l'edificio del sentimento nazionale. Se ciò può essere indicativo per la nascita dello Stato di Israele, data dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha un senso per l'Italia, la cui identità sulla carta dovrebbe essere la guerra di liberazione 43-45. Per quale motivo le autorità di questo paese ritengono che l'invenzione della tradizione debba essere spostata al primo decennio del XX secolo? Il motivo è molto semplice. Siamo governati di fatto dall'eterna vecchia alleanza fra gruppi dominanti, il cui concetto base è un sovversivismo senza tempo, eterno come eterno è il loro costante fascismo. È l'analisi di Gobetti che fa il paio con la definizione togliattiana di fascismo come movimento reazionario di massa e l'inamovibile apparato burocratico dello Stato che, rinnovandosi gattopardescamente, fa sì che nulla cambi. Le varianti sono molte, ma tutte come corollario, non ultima quella dell'ideologia della struttura militare, cui, al di là delle frasi retoriche, l'idea stessa che il popolo insorga e di fatto vinca è sempre stata ostica. Così, il passaggio di consegne fra le generazioni avviene all'ombra della retorica dei morti. Non pare un caso che recentemente la cerimonia del ritorno di quei caduti in Russia, dove li aveva condotti certo il fascismo, ma conniventi le gerarchie militari, si sia conclusa con la frase "bentornati ragazzi", senza un commento sulle cause. Guido Kreitz conclude un suo cupo e bellissimo recente libro, L'ombra della guerra, il 1945 l'Italia Donzelli, citando un vecchio e dimenticato nonché attualissimo libro di Carlo Levi, L'orologio, 1950, di cui si parlò all'italiana con pettegola maldicenza e bassa ironia. Si diceva, e io giovane che stava con i più maturi intellettuali locali di allora ne sono ancora testimone, Cristo si è fermato a Eboli, ha letto l'orologio ed è tornato indietro. Carlo Levi è testimone dello scenario in cui si sono svolte le dimissioni di Parri al Viminale e a consegnarci l'immagine di una sconfitta annunciata.
I commessi che accompagnavano Levi per i corridoi del Viminale avevano un'aria stranamente allegra, come se portassero l'ospite ad una festa. Ed era una festa, perché quei servi lazzaroni dei gruppi di potere avevano le facce distese di chi si è tolto un gran peso dal cuore. Sentivano che era l'ultimo giorno nel quale degli sconosciuti senza titolo e con facce e vestiti che parevano d'un'altra razza penetravano in quella loro casa, che essa non sarebbe mai stata profanata, che quel palazzo che aveva resistito imperturbabile a tante bufere sarebbe finalmente tornato in loro possesso. Affido la mia conclusione alla conclusione di Krainz. Il brano ci riconsegna con una metafora il declinare di un'utopia. Chiude con malinconia la stagione della speranza. C'è da chiedersi, naturalmente, se quella speranza fosse fondata. Grazie Massimo, avrete osservato che naturalmente questa presentazione avviene in un luogo assolutamente non istituzionale, è stata una scelta proprio ponderata tra la casa editrice e Marina, perché si voleva appunto creare un'atmosfera di amicizia anche, no, nei confronti di Tito. Adesso do appunto per concludere la parola proprio a Marina. Non preoccupatevi, non ho intenzione di parlare al libro. Volevo innanzitutto ringraziare perché veramente mi sento Per carità. proprio la schiena. No. Mi sento in compagnia di amici, so che siete persone importanti, che siete delle illustri persone, ma io vi vivo come soprattutto come amici e sento fortemente la presenza di Tito con noi stasera, perché non solo perché stiamo parlando di lui, ma per il modo in cui ne avete entrambi parlato e per il modo bellissimo in cui Massimo ha letto le sue parole. Alessandra, come al solito, editrice coraggiosa, temeraria, ristampa libri di difficile digestione per il pubblico friulano, ma insistiamo, vero Alessandra? Certo. Poi volevo dirvi anche un'altra cosa, vi avevo annunciato in occasione della ricorrenza, cioè del primo anno della morte di Tito, che avremmo costituito l'associazione in suo nome. È stato fatto, è nata l'associazione Ad Astra Cultura Tito Maniaco, abbiamo collaborato con il comune per le cose che sono state fatte e vi ricordo così velocemente che la mostra che è alla vecchia pescheria, è la mostra di fotografie e di quadri di Tito, si sta per chiudere, ci sono ancora 2 giorni. Abbiamo collaborato anche proprio per la realizzazione di questa mostra, sono stati presentati 2 libri e abbiamo intenzione di continuare nel sostegno della memoria, nel ricordo delle opere e delle cose che ha fatto Tito attraverso alcune iniziative che stanno prendendo corpo, per esempio la realizzazione di un sito. C'è già qualche cosa, non è ancora concluso, ma c'è già qualche cosa, andate pure a vedere titomaniaco.it. Poi stiamo per far uscire un bando per un premio per una tesi di laurea sull'opera di Tito e poi sono previste ovviamente diciamo, cose più normali come pubblicazione di libri ancora inediti oppure presentazione o letture di cose che sono già conosciute ma che vanno ricordate. Inoltre l'associazione si ripromette anche di fare cultura, non soltanto su quello che riguarda Tito, ma anche in linea generale nell'ottica appunto dell'idea di cultura così ampia che Tito aveva. Sotto l'insegna insieme prevediamo di fare presentazioni, di leggere, di scrivere insieme, di fare anche dei viaggi insieme e comunque insomma di fare in modo che i soci possano sentirsi a loro agio all'interno
di questo gruppo di lavoro. Troverete, se volete maggiori informazioni, nella saletta qua vicina c'è un tavolo che ha dei fogli informativi per chi volesse saperne qualche cosa, oppure dei fogli in cui si può lasciare il proprio nome per essere informati sulle iniziative. E adesso vi dico anche che di là, un altro tavolo, ci sono bicchieri, bottiglie e qualche cosa per fare insieme un brindisi. Grazie.